Siria belle papà. Buonasera. Buonasera. E Guaiuccia. Oh, la ruota. Maurizio, scende già prima, Maurizio. Tutto. Ecco, stando video in diretta da Geforte, Allora Carmine, stasera siamo venuti a provare la pizza del mese. La pizza Fuse Gamer. La pizza del mese. La pizza dell'anno. Sì, l'anno, la pizza del mese. Ma tu stai più a rete. Io lavoro qua comunque da oggi. Sono da oggi, ho messo. Posso... Vai. Solite? Allora, a me pizza Fuse però, cioè senza lattosio, diciamo a me. Quindi un po' modificata. Ho anche prenotato camper il 10 e l'11. E sarà che te pate? Ah! Anche un pronto da Roma. Angela Chissio, te ne avevo cosa all'uomo. Maurizio, che vogliamo finire? Decidi tu. Maurizio, veloce una cosa. 8 per 8, quanto fa? E quanto è? 64. Sarà il leitmotiv della sera. Maurizio, 8 per 8. 64. A chi si la chiede? Diretta a Berlino. Se no faccio la matematica. 7 per 9. 60? Aspetta. Già 60? No. Ah, non fa. Vabbè. 70. Vai. Sì? Qua, ci sei qua. Sì? 70? 73. Ci sta perché 7 per comunque... 9, 73. Perché 10 per 7 non fa 70. Un sorriso ai fan. Vuoi dire il Un pallo? sorriso. Grazie, fatemi informare. Possiamo dire che i fan sono la nostra vita. Ma sorriso? O sono maccaruno? Lo schiaffo morale, 6 per 4. Oh! Vabbè, questo è fatto. 6 per 4. Wow. Aia! No, date 24. Ma c'è il killadere da capo giù. Va, perché 24 la Ho una boccia. Vai. Ancora, vuoi Vai, un'altra. metterti 7 per 8. No, 48 no. No. Lo escludi, Quando 8 lo escludo? No, andiamo avanti. A few moments later. Allora, abbiamo pizza Fuse da provare e poi tra l'altro so che è uscito anche un hot dog. Dog blindato. Casa papalana, savalana, non sapeva niente. Esatto, allora io l'ho detto, la pizza Fuse di assaggiare. La pizza chiuso. Andrea. Non fa voi? Ok. Che l'hai? Quale? Alla nai. Quale? Alla nai. Ah, Roma. Allora, poi. Ma mo sta scena hit. Ah, ok. Ok, va bene. All'anno. Ok. Allora, Siamo una banda di matti. Ma ora il dilemma è la pizza Fuse o la pizza loca? Vediamo chi avrà più voti. Stanno Chi tutti la e può due assaggiare. Senza dimenticare che esiste anche una frittatina. Antò? E poi anche la pizza. Antò oppure il panino. Antò? Oppure l'hot dog tu non ci sta. Perché pensa. Godo. Godo. Ora lo devi ordinare, lo devi mangiare. Ce lo devi far vedere. La vedremo. No. Non so se prendere la pizza Fuse o la pizza loca. Quindi guarda a destra e poi a sinistra. Adesso guardando la pizza. È scostumato. Una parte guarda una, una parte guarda una. No, quello non ci guarda e non ci frio pesce. Come diceva no. Ma mette paura, mette tensione, È proprio schifo, non è che. Wow. Ah, grazie. Questa pizza splende come non ha mai. Splenduto. Questa pizza splende come non ha mai. Splendita. Spleso. Spleso, slinda. Oh, davanti a lui. Maronna. In diretta. Salsa? Ma questa è la salsa pizza loca. Già, ti posso imboccare io. Sì. Intanto ti dico gli ingredienti mentre andiamo. La salsa speciale pizza loca, crocchè, kebab e bacon per te. Se no ci sarebbe stata anche la mozzarella. Sì. Vabbè, che comunque vediamo tra poco perché la vostra già l'ha fatta completa. Che è questa? Questa qua è la Fuse Gamer completa. Già, vieni anche in bocca. Diciamo, non so dove guardare. Ah, mi devi imboccare tu così? Ma sono io Fuse Gamer. Ah, ok, Andrea. Sei? Ah? Ansioso.
Dobbiamo fare voti qua, pizza loca, pizza fuse. Sai che probabilmente mi piace di più questa che Non la ci pizza credo. loca? Cosa? Un altro per degustare. Mamma mia, guagliù. E poi va rotta sta pizza. Mamma mia. E penso che non è completa. Sì, vabbè, fondamentalmente è il latticino che non c'è. Ce l'hanno sempre in bocca, ragazzi. Mamma mia, Andrea. Posso assaggiare un minimo per capire di che La differenza con quella l'ho originale. L'ho morso piccolo. Anto? Ragazzi, occhio, assaggiate la pizza fuse perché voglio sapere se è più buona questa o la pizza loca, attenzione. Vado, poco. A me sta piacendo di più questo. Non lo so, allora non ci sono quelle parate dolci, quelle erano il tocco in più di classe della pizza loca. La cosa proprio, la caratteristica principale. Ma sai che non cambia quasi niente? Forse questa scende di più, perché sai c'è la mozzarella. Però devo dire, non è che sa nuzzungando come si suol dire dalle nostre parti, perché comunque ci sta la roba che lo fa scendere. Sta ci pure la tutta crema, salsa. la crema, sì. La crema. Devo dare un voto. Onesto. No, ma a me non serve il voto, serve sapere solamente se è più buona questa o la pizza loca. Ma c'è pure la pizza loca. Ah no, ma tu. Vabbè, tu la conosci la pizza loca, però. A memoria. Vado per la pizza fuse. Quindi un buon motivo per mandare i tuoi fan qui ad assaggiare la pizza fuse. Questo era scontato, ragazzi. Questa è la nostra pizzeria preferita di Napoli. Ormai veniamo ogni volta che giochiamo, sempre. Daniele? Dillo, devi dirlo. No, sincero però. Pizza fuse. Però ma mangiassi una bella fetta di... No, che stiamo. Mangiate che stia? No, questo. No, Avete già no. tre magnate, Kill. Fa mangiare Mangiate pure a che, me. vai. No. Fallo mangiare. Mangiasso, sai. Vabbè, apri. 2-0 per Fuse. Voto tuo. È buono. No, ragazzi. Fuse o pizza loca? Fuse. Andrea, è 3-0. un plebiscito. Samuel. Fuse. 4-0. Stai giocando da solo praticamente. Gli ultimi due voti. La dico pizza loca. Anto? Gol 4-1. Non posso mai venire con te. Salo con David. E io confermo pizza Fuse, pizza loca, aiuto. Pizza loca non si batte, purtroppo, per Fuse. Però non ti hanno lasciato il pezzo a te, mi. Lo so, Grazie, Come complimenti, pezzi di merda. Posso dare questo? Che senza. L'assaggio comunque, grazie. Vai. Gio. Posso dire, onesto, che così è forse più buona di quella come ce l'hai originale. tu. Ma devi dire anche il perché, Perché però. secondo me È troppo piena di ingredienti. qua si sente di più L'ingrediente. l'essenza di Fuse. Vai, assaggio, vai. Ah, proprio quella modificata, la tua? Sì. No, tanto la conosci questa. Anzi, vai, aspetta, facciamo con Mirko che è critico d'arte. Assaggia questa. Poco. Questa è quella originale. Questa è la normale. Guarda se non è più buona questa di Giovanni. Paradossalmente. Vediamo. Almeno sincero però. È più buona l'originale. Cosa non si inganno questi giochi. Non ci credo, è arrivata pizza loca? Non ci credo. No, io voto per la pizza Fuse completa perché questa qua, essendo che non ci sono tante cose sopra come quella lì, Un po' secca. un po' secca, soprattutto il croquet, quindi ci vuole qualcosa che inzuppi un po' il croquet e la pasta, quindi a me la da venire a completa, però Giovanni non può, quindi fa niente. Beh, ecco, quindi in sé. Voto. 4-2, quindi. No, 4-4. Sono 4-4. Lui ha detto pizza loca. Allora 4-3. Ok, quindi vado dentro un altro bel morso. Andiamola a dire a Carmine. Che goduria, godo. Carmine! Sacca. La rupisci. Carmine, ci sono stati 7 voti. Io non ho votato. Pizza loca, pizza Fuse, pizza loca. Punteggio secondo te qual è stato? 4 pizza loca, 3 Fuse. Cambia gli addenti. Mamma mia. 4 pizza fuse, 3 pizza loca. Andrea, devi indovinare sta pizza. Ed è buona anche la mia che non è completa. Sei spaccata, Andrea, sei spaccata. Posso dire, però? Grande. È per la pizza Fuse? No, grazie, no, già ci mangiato farina. Ti è sciattato. Già sai, Comunque, pure la sua. Mi è piaciuta pure la mia, infatti me la campagna a poco. Andiamo. Godo. Diciamo insieme. Andrei un bel morso di soddisfazione. Della pizza, più buona. La pizza Fuse. Vai un. Non lo so. Sei combattuto. Come faccio a non dire Fuse io, Andresti contro te stesso. Questa. La pizza Fuse. A te? Stai inguacchiando come al solito per te perché insieme magna. Ma non
qualcosa di inspiegabile. Questa è cos'è, la pizza loca? Dillo mo. Hai detto pizza loca? Faccio da passato io. Confermi? C'è un qualcosa di magico, non so cosa sia. Ah, io so quelle parate dolci. Sono parate dolci più quella salsa è una combo secondo me perfetta. È una bella combo. Mangia? Diciamo sì. Facciamo goduri, eh? Ah, sono contento, sta facendo una bella pizza hai fatto, Andrea. Sei un pizzaiolo? Grazie. Me l'ha fatto Maurizio. No, vabbè, tu però hai creato gli ingredienti. Sono i tuoi ingredienti preferiti? Sì. Ha detto no. Allora Carmine, il mio gruppo ha ancora fame. Quindi una parigina e un hot dog blindato. Non devo blindare, stai nuovo. Il reputato? C'è una gente che non fa, mi dai un hot dog? Blindato. Diciamo, sei fiero di questa cosa? Hai perso la lingua? Sì, so che anche i fan sono la mia vita. Ah! Allora, voglio dovete sapere una cosa, che per me a Roppa Pizza Loca ho scoperto la parigina. Allora, per me la parigina personalmente è la miglior pizzetta che si possa mangiare. In generale, qua da Pizza Loca io ho scoperto per me la parigina più buona d'Italia. Italia, vai io. Quindi Pizza Loca, parigina, pizza fish. Per me. Sentito Carmine? E ci sta un ingrediente segreto che non dirò, ma che cambia totalmente proprio il gusto della parigina, rivoluziona il gusto della parigina sempre in tutta Italia. Facci godere insieme a te. Proprio così. Eh sì. Segreto? Per non far abboccare la pizza, diciamo, in avanti. Questo è un segreto, guardate. Guarda come si mantena. Ecco qua. Oh! Soffiate, dai per non scossare, un altro segreto. Guarda io! Ah scusa, ma tu non hai che si va dietro? Oh, ma infatti, Ah, che sei annanzi? ah ok, non è dietro. No. Tutto a posto. Ha sbagliato una svista. Perché? Non sa parigina. Ah, parigina. Parigina. Alla fine chi è? Nico. Ok. Fate la cannota. Che voto diamo a questa parigina? Peccato che non può assaggiare. Peccato. Questa è la prima volta che facciamo vedere la parigina in un video di Pizza Loca. No. Pizza più buona che mi mangiato tutta la serata. Avrà ragione Zunic. È nata pizza proprio. Mamma mia. Ragazzi, questa sarà un grande nome. Cioè, hai detto una cosa senza logica. La frase è, ah ragazzi, questa sarà un grande nome. Mo ditemi voi, no? Logicamente cosa vuol dire? Spiegaci, Allora, sai, lui che nei ha dato- libri di testo, alle volte quando si devono fare, cioè, quando si devono fare traduzione, lingue antiche oppure capito greco o l'italiano di una volta, O romano. si mette l'asterisco e poi sotto ci sono le note, altro asterisco, nota 1, vai, cosa vuol dire questa frase? La frase che hai detto prima, asterisco 1, cosa vuol dire? Quella, ah sì, è quella, quale significa? Diciamo habla, parla. Ragazzi, Dimmi qua. questa parigina sarà Ah? col mio nome. Si chiamerà blindato, si chiamerà Pizza blindata. Ma posso mangiare giù? Oh, lo ci ha fatto uno schifo. Ma non basta l'hot dog, non ci capito. Ma a proposito, l'hot dog blindato, Russo? Sta arrivando. A parte che stanno la polizia dietro che attenzione, Seconda frase, a parte che stanno la polizia dietro, virgola, attenzione, Diciamo comunque frasi scollegate, Sì. senza un nesso da logico. studiare, come la Divina Commedia. A proposito. Chi la scrisse? Occhio, comincia per D. Di? Dio. Comincia per D. Posso dire che un indizio è nelle vicinanze. Salendo. Esatto. Stiamo salendo. C'è una piazza. Come si chiama? Piazza Dante. Quindi chi l'ha scritto? Dante. Bravo. Secondo nome? Alberghiero. Dante? Dai, ci vuoi arrivare? Dante? A? Ah, fra, ci arrivi. Dante a? Dante a mano. Dante? No, a mano no. A Marcellini. A Marugiò. Al? Aspetta. No, Ho capito, aspetta. Dante. Al? No, fallo. Non l'hai mai sentito un Dante in vita tua? No, Dante. Dante l'ho sentito. Al? Per il cognome non mi ricordo. Dante al? Un altro nome. Al? Spara. È un nome. No, spara no. Un nome che inizia con Al. Dante al?
AliExpress. Alfonso. Alfredo! Dante Alfredo. Il gelo. Oh, Nuovo nome. è il secondo nome di Dante. Alfredo. Perché era brasiliano? Guarda. In Dubai il mondo. Quando vai Dante Alfredo. Questo è l'hot dog blindato. Blindata. Questo lo deve provare a Super Allen per il suo canale. Ma non mi posso mangiare. Che 40 anni, Aglio, 54 figli. La verità, onesto. Wow, ma che cannolo cazzo chiamano? No, perché poi la dieta Ma è... la schittata. Ma io non capisco però, cioè, teniamo lo stesso dietologo eppure. Ah, boh. Forse è che va in giorni diversi. Samuele che non dice mai niente. Ma pure sei lo stesso nutrizionista? Ah, ho trovato un po' di materiale. Un giazzo economo, ma è troppo È saporito. un uomo che No, già blindato. secco proprio. Antonio, tu già l'hai assaggiato? No, devo assaggiarlo. Certo. Passo sforzo. Solo perché è il mio nome. Quindi Appunto. il hot dog è la nostra vita. Vai. Devo dire? Bravo, Carmine, bravo. Ah, grazie. Hai un futuro in cucina, blindato. Sì, alla piatto. Alla piatto. Ok, ha gradito, secondo ma i morsi. Di questo non posso mai assaggiare. Perché è blindato, è impossibile. Tieni sempre che dici non culla a te. Quando cagni non lo assaggi. Tieni sempre che dici non culla a te. Ma pure non ho capito, ma perché io? Non lo posso mai assaggiare. È prima di... Io mi mangio manca la parigina se piglio un tuo. Hai capito? Mamma mia. Oh, saliva lasciata. Quindi te lo finirai tu, diciamo. Cioè, non sei un bel vedere, diciamo. Signori, allora, pizza Fuse approvata. Mi è piaciuta tantissimo. Vabbè, la pizza loca non la scopriremo oggi. L'hot dog il blindato, se non fosse per il nome, potrebbe rendere ancora di più. Venitela a provare, mi raccomando. Da Carmine, lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi. E you. Ciao. Pizza Fuse, maggiore figa.